Paolo Slongo hai seguito e hai vinto con tanti campioni del ciclismo mondiale, da Nibali a Ivan Basso all'inizio, hai fatto una carriera lunghissima, la stai facendo ancora. Adesso con la Lisa Lombardini si sta andando oltre, poi ti racconterai cosa farai. Ma nel ciclismo di alto livello, come nel calcio, cioè il mister, l'allenatore, il preparatore lo sceglie, il presidente, come gli gira, o con simpatia o si va per carriera, per gradini o per meriti? Ma sicuramente si va per meriti e tante volte, sai, chi ha dei corridori o è all'interno delle squadre ha dei risultati, magari viene addocchiato da altre squadre e poi magari viene corteggiato, quindi sicuramente il merito è la cosa che conta di più. Sentivo prima che parlavi con gli appassionati filoni del pedale, che hai degli amici, vieni spesso a trovarli, che la preparazione in questi ultimi anni è fondamentale a altissimi livelli, soprattutto l'alimentazione è seguita come è giusto che sia, ma riuscite anche a programmare dove e come renderà un atleta. Questo vi fa diventare quasi come delle macchine, come degli automi che danno il massimo. Secondo te questi risultati, che sono bellissimi per il pubblico anche televisivi, non riescono a distaccare un po' troppo questa realtà dagli appassionati che vogliono praticare? Li attira o li spaventa, secondo te? Ma sicuramente il ciclismo come allenatore, come nutrizionisti, come tutto si è evoluto moltissimo e quindi l'atleta secondo me deve restare atleta, però c'è una scienza alle sue spalle che lo aiuta a rendere al massimo. Sicuramente questo fa sì che il livello si sia alzato moltissimo e dipende dagli spettatori, nel senso che tante volte ci sono 3-4 corridori che magari sono un po' sopra gli altri, su tutti Pogacar quest'anno, e quindi magari qualcuno potrebbe perdere magari così, lo stimolo di vedere magari una corsa combattuta fino all'ultimo chilometro. Però penso che insomma sia bello anche così e sia apprezzato ancora. L'alimentazione, ne parlavamo prima, è importantissima, è fondamentale. Quanto può influire in un risultato l'alimentazione giusta e corretta in un atleta di questi che sono in prima fila? Ma fino a 10 anni fa era seguita, ma non era come adesso, c'è stata un'evoluzione un po' nell'allenamento, ma soprattutto nell'alimentazione che va a pari passo, nel senso l'atleta mangia per quello che consuma, sia in gara che in allenamento, e su certi tipi di allenamenti o di gare arriva a mangiare anche in corsa 120 grammi di carboidrati ora, che è tantissimo. Questi carboidrati magari per i non super specializzati non sono proprio solidi, ma molti vengono da liquidi, quindi da delle borracce dove ci sono le maltodestrine o degli zuccheri, dei gel appositi, e quindi è migliorato tantissimo, e quindi le prestazioni o magari le medie globali che si vedono sulle corse sono anche merito di tutto questo. Il tuo formatore, capo squadra anche di Nibali sei stato, sarai che di cose che ci dici dopo, ma il recupero nelle gare, quanto conta? Che importanza ha il recupero fisico degli atleti? Ma il recupero è fondamentale, nel senso c'è una predisposizione naturale, c'è una predisposizione che viene fatta con l'allenamento, e il recupero è fondamentale soprattutto nei grandi giri o nelle corse a tappe, cioè da un giorno all'altro si deve recuperare per partire il giorno dopo ancora con le batterie ricariche, no? E quindi è fondamentale. Nelle corse in linea vale un po' meno, però l'allenamento porta comunque gli atleti di vertice a avere un grande recupero adesso. Scelta di preparare gli atleti prima dei grandi impegni del Giro, del Tour, del Giro d'Italia, in quota su San Pellegrino, sul Passo del Pellegrino, sul Telde, alle Canarie che con Nibali. Che benefici può dare? Ma ci sono due tipi di benefici. Uno è fisiologico, nel senso che magari l'ipossia che c'è in altura porta magari a creare un po' più di globuli rossi che poi servono per far funzionare meglio il corpo, soprattutto negli sport di resistenza, no? Nel trasporto dell'ossigeno ai muscoli. E il secondo è che ci sono dei percorsi che permettono di simulare i tapponi dei grandi giri, sia in altimetria con percorsi quasi simili, e si crea anche un buon gruppo, nel senso che
non si va solo col capitano, col campione come è stato per Nibali, ma si porta tutta la squadra che poi lo supporterà e quindi si crea quello che nel calcio si chiama lo spogliatoio, no? E quindi si crea una forte coesione tra i ragazzi che poi devono aiutare anche il campione. Tra gli atleti che sei, conosci che come amici che anche gestisce il gestito, c'è anche il nostro Milan, che prospettiva può avere nella sua carriera futura. Ma Milan sia per l'età che ha, che è un giovane, e sia per quello che ha fatto vedere, penso che abbia una carriera rosea davanti a lui, può solo migliorare ed è già un buon punto. Secondo me è un atleta tra i più veloci che ci sono come sprinter attualmente al mondo e come detto prima ha anche dei margini di miglioramento su quello che è la prestazione magari nel saltare le salite o anche magari nell'aerodinamica, quindi sicuramente può solo che migliorare partendo comunque da un livello già altissimo. Hai scelto questa sera siamo a Martignac, sono andato a trovare Luca Morandini e amici del pedale friulani per darci una rivelazione importante. Cosa farai in futuro? Ma vengo sempre volentieri qui dagli amici del pedale friulano e il prossimo anno andrò con Elisa Longoborghini in UAE, ho siglato un contratto di 3 anni e quindi ho 2 obiettivi: continuare con Elisa nella sua crescita e il secondo obiettivo è quello di far crescere anche tutto il team UAE femminile, ma riportarlo a un team di riferimento come nel maschile con Pogacar. Bene, grazie e quindi buona pedalata perché sei stato anche ciclista. Grazie a voi, grazie.